Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Il vicepresidente Region con deleghe e salute, Riccardo Riccardi, ha risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato il stesso Riccardi, che ha fatto un tampon di mattine, zontan, 10 asintomatico e deve completare il ciclo di vaccine fin a terze dose. O rispunta ai tanti che mi domandi in cemut che o stoi, alla scritto dopo in un tweet Riccardi. O stoi ben e o continuerai a lavorare in isolamento e o pensi che queste mie condizioni di buona salute sei di ingracis de scienze che mi ha consentito anche tanti altri di fare la vaccina. Il giudice dal lavoro dal Tribunale di Trieste ha mandato in daur il ricorso presentato di un insegnante contro la sospensione adottata dal dirigente scolastico e aveva rifiutato di sommettersi al tampon per ottenere il Green Pass. E è la prima decisione di questo genere in Italia. Il ricorso si basava su 3 punti, rifiutati dal giudice. E la puntata di queste serie di elettroshock sarà dedicata all'impatto che il Covid-19 ha da ora sui comuni e sulle amministrazioni locali dal territorio, sempre più in prime linee in telotte alle pandemie. Esemplificativo è il caso di Buri, dove che il sindaco Eliano Bassi, di là di essi cittadini, ha anche medici di base e al vaccino. Sintinlu. La situazione è buona sotto controllo, anche se i numeri sono numeri salsi, ovvero circa 80 malati in questo momento, ma non sono situazioni gravi, la situazione è sotto controllo, non vengono ricoverati o stanno sempre sburtando perché la gente continui a vaccinarsi e la risposta di Zaresca è buona, quindi ho l'intendiamo così. Gli vaccini sono uno dei compiti dai medici di famiglia. Ho vaccinato per influenza di 30 anni, di un anno facendo anche questa vaccinazione e il rapporto con la gente probabilmente non facilita tal sburtaio a vaccinarsi anche quando non hanno tante voglie di fare. Questo si chiama rapporto di fiducia. Anche mo menaccis di Muarviers dal presidente Region Massimiliano Fedriga, dopo che a Paridis a Maian e è state la volta che ste mattine direane dal Royal all'esterni dal cimiteri de frazione di Vergnà. La scritte, vergolate con vernis nere, e è state cancellate poco dopo. Anche per questo motivo, gli squarcis dall'ordine hanno deciso di slunghiare il provvedimento di scorte al presidente regionale, già sotto controllo di qualche settimana. I funzionari delle agenzie des doganis e la Guardia di Finanze hanno intercettato in tal puar di Trieste 30 tonnellate di tabacco lavorati foresti che avvengono dal Malawi e destinati al territorio nazionale in evasione totale de accise. Il tabacco, dopo essere stato analizzato, è stato sequestrato e 2 persone residenti in Turchia responsabili de ditte che aveva gestito la spedizione sono stati denunziati. Quasi 20 chilos di marijuana sono stati sequestrati da polizie locali di Trieste in tal corso di un'investigazione complessa durata diverse settimane. La sostanza stupefacente è stata chiattata in possesso di diversi residenze in te capitale regionale, sequestrate così anche armi che provenivano da attività di spaccio. 5 le persone arrestate. E ieri da a Ciri di Schiampà in Slovenia una femmina di 42 anni rumene accusate di sfruttamento e prostituzione arrestate dai carabinieri di Nabresine. Il non de femmine ieri venuto su in una investigazione dai militari de armi di Nicosia in Sicilia, dove che ieri in stadis già arrestati altri 4 persone che in tal 2020 avevano minacciato il cliente di una prostituta per Giavai Bes. La femmina è arrestata e è stata portata in prigione a Vignesie.
Un 57enne di Tarcintale è restato ferita sedilis in un bosco no lontan de sua abitazione. Agliere da ora taglialens, quanche un tronc, alle saltate sul terreno e lo ha chiappato sotto. Sul puesta sono intervenuti da Urman i oms dal soccorso alpin, da guardie de finanze, des guardis dal FUC e il personale dal Centro di Sevot. Alle sta trasportata a spalis fino a ambulance che lo ha portato in ospedale. L'aumento dai presidi in tal 2022 si fa senti anche in Friuli, Vignesi e Giulia, sono cresciuti anche a modi più dopo la stagnata dall'anno passato, carburanza e biocarburanza. E intanto che AMGA era alla creata par da bon un servizio di consulenze per evitare gli aumenti di presidi in bollette, il Comune di Udin ha approvata e unanimità la creazione di un fondo dedicato a esfameis appena che disore dal soiar di Puaretat. E gli state sdrumate la toridriche di Basandiele di Cianfuarmit, isolate de re di plui di Sismeis. Il manufatto enormi in cimento all'estate con un'esplosione controllata che ha permesso di difendere le stanti abitazioni d'ogni. Soddisfazione dal sindic di Cianfuarmit Erika Furlani per operazione decise dal CAFC. Nessun discomut pa esfameis e ha sclarito perché le abitazioni di Basandiele sono collegate già alle reti idriche dal Chiaflug. E sarà creata in curla 9 chiese di ricovero per anziani regolate la struttura e potrà da accetta una trentina di persone. A nas come forme di chiese famè per non far perdi agli anziani i contatti sociali, cui parenti e cui amici. Non si infevele il sindic Fabio D'Andrea. Tra poco ci sarà una nuova chiesa di riposo regolata che non è una vera e propria chiesa di riposo, è una chiesa di riposo, si chiama chiesa regolata, che è sperimentale, innovativo, nel senso che rappresenta una via di mezzo tra la chiesa vera e propria in cui una persona sta e diciamo, la struttura di accoglienza. Là ci sarà quindi un ambiente là che ognuno si sentirà chiesa so, che sta l'innovazione che noi portiamo all'interno e ospiterà 30 persone circa e vorrei divergersi indicativamente i prince miei del prossimo primavera e rappresenta per regolare sicuramente un elemento di distinzione e di caratterizzazione del paese. E anche per Usgnot alle Dut si torna a Vio di domani. Mandi.